una volta tanto non farò una critica, ma è chiaro che se dici ad Alessandro Morelli, che insomma tu conosci, molti ascoltatori conoscono, che ha un imprinting, che ha dei valori molto profondi, quella norma verrà scritta senza una volontà cattiva, ma, ma verrà scritta in una maniera che va chiaramente nella direzione di mettere maggiore autonomia, se questa è l'opportunità, di inserire dei valori liberali, se questa è un'altra opportunità, eccetera, eccetera. Stessa cosa vale per gli altri, cioè se uno è cresciuto in una sede dell'Arci o in una sezione del PC, cosa ci aspettiamo? Che scriva le leggi per liberalizzare o fare operazioni di questo genere? È un po' complicato. Dunque, per venire alla tua domanda, noi dobbiamo ricordarci che per 10 anni e molto di più, anzi della verità, il sottobosco della burocrazia è stato un sottobosco che non solo il governo è stato appannaggio del PD, ma il sottobosco della burocrazia è andato verso quella direzione. Dunque è oggettivo, io chiaramente ho portato qui e porto qui delle mie persone di mia fiducia, perché noi siamo, in questo momento sono seduto alla mia scrivania con il sito di Radio Libertà aperto davanti. Arrivano nel corso della giornata alcune relazioni, quelle relazioni sono scritte da altre persone. Su quelle relazioni io e i miei collaboratori facciamo le nostre valutazioni anche politiche oltre che tecniche, questo chiaramente spetta ai nostri tecnici. Ecco, queste valutazioni sono sulla base di quelle relazioni scritte da qualcun altro. Insomma, noi il nostro lavoro è anche un lavoro certosino, a volte, perché poi bisogna anche affidarsi, di verifica di quelle che sono, diciamo, delle basi sulle quali noi vogliamo mettere un imprinting, e appunto ti ho citato valori liberali, il tema chiaramente di una maggiore autonomia, eccetera, eccetera. Noi comunque questo doppio lavoro, caro Giulio, sì, se questa è la tua domanda, sì, lo dobbiamo fare. Allora Alessandro, un'altra cosa ti voglio chiedere, poi se sei d'accordo possiamo sentire anche magari qualche intervento, qualche telefonata di chi ci sta Con piacere. seguendo al 02 92 94 7222. Per i messaggi WhatsApp vi ricordo che il numero è sempre invece quello, questo è cambiato da poco. Il numero per i WhatsApp è il 346 64 27 756. Per la diretta 02 92 94 7222. Intanto non posso fare a meno di dar conto a chi ci segue di una notizia che sta aprendo l'agenzia ANSA in questo momento, la prima pagina, la home page. Una ragazza di 25 anni è stata trovata morta all'Università Yulm di Milano. La dinamica non è chiara, indagano i carabinieri, è stata trovata morta questa mattina all'interno dell'università. Dalle prime informazioni, scrive l'agenzia ANSA, non si potrebbe escludere un evento violento. Il corpo non presenterebbe evidenti segni di violenza. Qualunque ipotesi però è ancora prematura. Il cadavere della ragazza è stato trovato con una sciarpa attorno al collo, con l'altro capo appeso a una porta, in una specie di impiccagione. Al momento però non si hanno particolari sulla scena del crimine ulteriori a questo, e quindi non è chiaro se la dinamica sia quella di un suicidio o di uno strangolamento. Il cadavere è trovato in un bagno alle 6:45 da un custode che stava facendo il giro di apertura degli istituti. Questo allo Yulm di Milano. Speriamo, permettimi Giulio, Prego, speriamo, prego. che questa notizia l'ho vista questa mattina, speriamo chiaramente che non solo vengano chiarite le cause, se appunto un incidente, un suicidio o addirittura un omicidio. Nell'ultimo caso chiaramente innanzitutto deve essere il più rapido possibile la definizione delle ragioni della morte, ma nel caso in cui fosse un omicidio l'auspicio di tutti è che dal punto di vista umano sappiamo il possibile autore sia subito acciuffato. Dall'altra parte dobbiamo stare molto attenti perché e quindi porre molta attenzione su questo argomento, perché Milano e molte università del nord accolgono decine di migliaia di studenti che arrivano dall'estero, e purtroppo fatti come questi diventano notizie che all'estero rimbalzano in maniera molto negativa. Dunque, e quindi possono causare veramente anche cambi di scelte nella vita di giovani, di famiglie che nei prossimi anni potranno venire dalle nostre parti per
trascorrere anni stupendi della vita, chiaramente quelli dell'università, e quindi avere un impatto molto importante anche chiaramente sulla nostra economia. Per questa ragione dunque l'auspicio è che umanamente chiaramente siamo vicini alla famiglia, dall'altra parte ci sia il più rapido e possibile strumento per capire le ragioni e le cause della morte, e infine se ci fosse quest'ultimo caso terribile, a quel punto che la persona venga acciuffata in più breve tempo possibile, perché questo è un grave danno oltre che una tragedia. Tra l'altro proprio nel giorno in cui abbiamo appreso che Milano ha fatto, per così dire, il pieno di finanziamenti europei, l'università milanese, di finanziamenti europei alla ricerca, un polo di attrazione più importante d'Italia senza dubbio, con il record di 5 riconoscimenti per progetti delle università milanesi dall'Europa. Tanto che il Ecco, Corriere oggi... dillo agli amici che sono contro l'autonomia, diglielo che questi finanziamenti non sono finanziamenti che cadono perché Babbo Natale ha deciso che cadessero su Milano, su Politecnico, sulle altre chiaramente università milanesi, ma questi investimenti sono investimenti che cadono come un sasso nello stagno. Chiaramente i cerchi si allargano e questi permettono anche di costituire delle joint venture con altre università italiane, facendo crescere anche le altre università che in questo caso non sono state meritevoli dei bandi europei, dei finanziamenti europei. Dunque pensare veramente, perdonami però, come puoi immaginare in queste ore per noi qui al governo è il tema che ci tocca in particolare, pensare che una maggiore autonomia e quindi lasciare per chi può libero di volare e di raggiungere obiettivi che sono obiettivi di caratura internazionale, semplicemente perché in altre situazioni questi obiettivi non possono essere raggiunti. Guarda, per me è una cosa veramente da fuori di testa, te lo dico con estrema sincerità. Piuttosto ci si dica che nel caso in cui qualcuno riesca a volare, ad esempio le università in questo caso, a quel punto siano letteralmente costrette a iniziare un percorso di joint venture, di gemellaggio con altre università italiane. A quel punto tutti crescono e questo sarebbe ed è un risultato storico per l'Italia, ma evidentemente c'è qualcuno che, come dicevamo, è legato a ideali che noi pensavamo morti con il secolo scorso, ma evidentemente sono all'interno del loro DNA, non c'è nulla da fare. Allora, una telefonata e poi ho 2 quesiti da porti ancora, Alessandro. Sentiamo al volo la chiamata allo 02 92 94 7222. Pronto? Sono Gianni da Genova, ciao Giulio, saluto Alessandro che è in una posizione molto importante al CIPE. Una volta c'era un certo Michiché e quindi c'è una grande differenza. Mi raccomando di tenere duro perché la questione dell'autonomia è un bene soprattutto per certi posti che sono al sud, e questa mattina quando leggeva Giulio la bella sincrasia di Emiliano e la Puglia la dice lunga sulle diversità e sulla secessione che c'è già in atto da tanti anni in certe regioni a sfavore di tutto il paese, non soltanto del nord. Ricordiamoci che la Lombardia ha un residuo fiscale che prima era di 70 miliardi, adesso è di 54 miliardi. Allora, grazie Gianni. Alessandro, prendo spunto da questa considerazione per farti una domanda di carattere più generale. Come sappiamo, tra poco si va al voto in Lombardia e in Lazio anche. Il tema delle autonomie credo che possa avere un rilievo anche sul voto regionale. Quanto secondo te? Mi affido alla tua percezione politica, visto che stai girando ai territori, come sempre peraltro, oltre all'impegno di governo. Cosa respiri? Questo tema è veramente decisivo, importante. Ricordiamo che la Lombardia ha anche votato a suo tempo un referendum su questo argomento, no? Guarda Giulio, su questo tema dobbiamo fare veramente un ragionamento molto approfondito, perché io in queste ore, giustamente lo ricordavi, faccio sia la campagna elettorale in Lombardia, come si sente dal mio accento sono milanese e quindi figuriamoci, sono pancia a terra per il nostro Attilio Fontana, ma
in questi giorni, visto che sono a Roma, non posso che cogliere l'occasione per sostenere i nostri candidati, chiaramente il candidato presidente anche nella Regione Lazio. È evidente che ci siano delle motivazioni, delle spinte differenti. Giustamente il nostro Gianni ci ricordava il residuo fiscale solo della Lombardia, ricordiamo che anche altre regioni hanno un residuo fiscale positivo, e ci sono delle differenze, ma proprio non legate al fatto che una regione sia meglio di altre, ma semplicemente possiamo descrivere, prendiamo l'esempio di Lombardia e Lazio, come due regioni molto differenti da tutti i punti di vista, anche per quanto riguarda amministrativa. La Lombardia, per esempio, è una regione policentrica dove chiaramente Milano e provincia la fanno da padrona, con quasi 4 milioni di abitanti, ma nella quale ci sono molti centri che invece hanno una caratura di città, di grande città, almeno per il livello italiano, per i numeri italiani. In Lazio, oltre a Roma, ci sono poche città che raggiungono dei numeri molto importanti. Dunque già questo è uno spunto che noi possiamo raccogliere per capire quale e quanto sia necessaria una differente autonomia fra le due regioni, perché mentre noi abbiamo la necessità di collegare per esempio appunto Milano con gli altri grandi centri che sono oramai diventati, li possiamo immaginare per chi non è né lombardo né laziale, ma appunto è solo per dare uno spunto di riflessione a tutti quanti. Noi dobbiamo immaginare come Varese, Bergamo, ancora persino Brescia e le città medio-grandi della Lombardia come se fossero l'interland del capoluogo lombardo. Differente è la situazione di Roma, dove abbiamo un'amministrazione del comune di Roma che rappresenta una città dal punto di vista proprio territoriale enorme, grandissima. E allora a quel punto è chiaramente differente la necessità di infrastrutturazione e del collegamento di Roma con le altre città del Lazio. Insomma, solo per darvi uno spunto rispetto alla doverosa necessità di rispettare le richieste di autonomia delle varie regioni, che sono, come sappiamo, appunto differenziate, ma anche della necessità di dare differenti livelli di autonomia su alcune materie, perché alcune regioni hanno la necessità di svilupparsi e di sviluppare alcune, ho citato il tema delle infrastrutture perché come sapete insomma lo domino abbastanza oramai, ma vale per tutto quanto. Il modello lombardo per quanto riguarda la sanità è un differente modello rispetto a quello veneto, regioni che sono governate dalla Lega da tanti anni ma che hanno due modelli differenti. Qual è il migliore e il peggiore? Oggi magari dopo tanti anni potremmo iniziare a fare un tagliando rispetto ai due modelli e per questo in un percorso di maggiore autonomia di altre regioni magari suggerire quella che è una best practice che ci auguriamo possa, come dicevamo prima, aumentare il livello anche sul tema della sanità, anche sul tema delle infrastrutture, su qualunque argomento di tutte le regioni italiane, perché noi dobbiamo guardare al meglio per cercare di migliorare tutti quanti e non, siccome qualcuno non riesce ad arrivare a quel meglio, uccidere il meglio, perché a quel punto muore l'Italia. Allora, abbiamo il tempo per un'altra telefonata e un altro quesito. Pronto intanto? Chi è in linea? Sì, buongiorno, sono Luca da Colico. Buongiorno. Io lamento che i nostri esponenti politici non ricordano mai abbastanza, sia nazionale ma soprattutto regionali, la meravigliosa legge delle concessioni energetiche che la Lega ha ottenuto. Questa legge fa sì che quando scadono le concessioni energetiche, le regioni dove ci sono queste risorse, una parte rimanga sui territori. E questa legge, che è stata voluta unicamente dalla Lega, fa la differenza e mostra ai cittadini cos'è l'autonomia. Io vi ricordo che grazie a questa legge in Basilicata, in questo momento i cittadini stanno pagando zero il gas, il costo della materia prima del gas per i cittadini della Basilicata è zero, grazie a questa legge sull'autonomia. Quindi non ci sono cittadini di serie A e di serie B, ma questa autonomia e l'applicazione concreta di questa legge sulle concessioni va a favore di tutti. E anche nella nostra regione ci sono molti piccoli comuni lombardi, delle chiese,
che non pagano l'energia elettrica. Bene, grazie. Aggiungo un'altra questione perché mi è arrivata via WhatsApp il messaggio. Come mai la nave, ne abbiamo parlato stamattina in rassegna stampa, Geo Barents è potuta ripartire tranquillamente, è tutt'altro argomento rispetto a quello di cui parlavamo, ma è uno degli argomenti del giorno, nonostante le nuove regole sulle ONG, e ha potuto lasciare il porto impunemente, come ci raccontava oggi Fabio Mendolara sulla Verità. E infine aggiungo un altro tema, eterogenei tutti, ma è una cosa che abbiamo discusso l'altra settimana. Qualcuno ha ipotizzato qualche giorno fa uno scambio, tra virgolette, tra approvazione del MES, il meccanismo europeo di stabilità, e revisione dei criteri per il PNRR famoso, che è un altro degli strumenti attraverso i quali si possono fare investimenti concreti, è la tua materia, no? Sul territorio, Alessandro. Butto là tutte queste questioni apparentemente differenti, ma che sono di primo piano, insomma, di attualità. Certo. Allora, il tema delle concessioni energetiche è esattamente, anzi ringrazio il radioascoltatore per avercelo ricordato, è esattamente quello che noi stiamo dicendo e stiamo portando avanti. Concessioni energetiche che toccano chiaramente alcune le regioni del nord legate alle grandi dighe, ai grandi condotti di derivazione dalle quali chiaramente si produce energia idroelettrica, ma anche, come veniva ricordato, altre regioni. È evidente che alcuni, per esempio, affermano: vedete, voi avete critici, voi avete questa opportunità e noi non l'abbiamo. Ma noi dobbiamo valorizzare proprio quelle differenze. Noi dobbiamo ricordare, per esempio, che con l'opportunità di avere la tassa di soggiorno ci sono città che magari, è vero ed è evidente, non hanno una centrale idroelettrica sopra la testa che produce denaro, ma grazie alla tassa di soggiorno, che è una tassa che rimane ai territori, le città, e molte di queste fortunatamente sono al sud, molte città hanno l'opportunità di avere un importante introito da una tassa che, come abbiamo detto, è un'altra tassa che dimostra la necessità di autonomia. Allora, chiaramente, se stiamo a cercare, tu hai questo, io non ce l'ho, tu hai quell'altro e io non ce l'ho, a quel punto chiaramente tutto quanto finisce letteralmente, detto in francese, a schifio, e allora non si farà più nulla. Noi abbiamo invece l'obiettivo di permettere anche finanziariamente ai territori di avere una propria autonomia. Il tema del MES e del PNRR, francamente, io non mi sento di metterli sullo stesso piano, innanzitutto perché il MES è esattamente quello che sapete. Radio Libertà ci ha dedicato tantissimo tempo, sì. Anzi ti ringrazio Giulio, perché praticamente grazie a voi e grazie a te, grazie a Claudio Borghi, insomma grazie a tutta la scuola di Radio Libertà, grande scuola di Radio Libertà, siamo abbastanza informati su questo. Il PNRR, attenzione, non ce l'ha ordinato il dottore. Il MES, se lo firmi, è un contratto vero e proprio, e quindi quello ce l'hai. Il PNRR, non avendocelo ordinato il dottore, io sono dell'idea che su alcuni argomenti può essere assolutamente rivisto. La stragrande maggioranza purtroppo sta finendo il nostro tempo, sì. È noto, l'orologio comanda. Essendo soldi a debito, io ritengo sia necessario poter rivedere il MES. Se io faccio un debito, voglio poter scegliere se contrarre il debito perché ne ho bisogno e l'investimento poi mi crea una redditività, oppure anche all'ultimo momento non firmare per avere questo. Allora, grazie ad Alessandro Morelli, noi ci risentiamo come minimo mercoledì prossimo per questa rubrica. Intanto buon lavoro Alessandro e grazie davvero. Grazie a voi Giulio, vi darò l'informazione dell'approvazione di quelle infrastrutture che ho citato durante questa trasmissione, chiaramente sarete i primi. Grazie mille e a presto Alessandro. Avete ascoltato l'Italia da fare.